Saluto a tutto su Angelo e no, com'è che dico in italiano? Saluto a tutto su Angelos e benivenius in un nuovo video. Chi sei Deu? Deu sei Charlie. E questa cosa è già iniziata male. Ve lo dico in italiano così la facciamo più veloce. Cosa andremo a fare oggi? Ho visto recentemente un video di Gloria Maria Corso dove parla per tutto il video in siculo, in siciliano, e nelle mie rotelle ho detto ma io potrei parlare in sardo se non ci fosse un piccolo problema. Io non so parlare il sardo. O meglio, io capisco tutti i dialetti della lingua sarda, ma non ne so parlare mezzo. Poi cercherò di spiegarvi il perché, magari in sardo, così ridiamo un po' di più. Detto questo, iniziamo, o meglio ancora, comenceusu. Nanne dumeus mundu ergai asicutera. Devono dusciu poi ta zeu parendi... Pico su primer de buona moleculas. Mi indupongo in Zakara. Zakara è Zafacci. Mi bragili molto di su primer. Devo essere stronato su Salimba Sarda. Poi babbo e mamma fai dani in Sassaresu. Ma devo seu de Cagliari de Castello in Sadomo Mea. Non sei usu a amadores de questionai in Salimba Sarda. No, su questionai usu in italiano. Pigu su sfondo tinta il Super Serum de Revolution. Io pigu e mi indupongo in Zafacci. Aperta parentesi, prima di continuare, chiaramente è un video per ridere, io non so parlare bene il sardo, me ne rendo conto, mi dispiace molto non saperlo parlare, però ecco, è un video di intrattenimento e in questo momento storico qualsiasi risata penso ci faccia stare bene, quindi prendetelo come un video di intrattenimento, chiaramente non voglio parlare, non voglio essere serio parlando sardo, vi ripeto, non lo so parlare. In voi... Pigu sa spongia de sa bellesa, de fenti bellesa, e isfumu su sfondo tinta, chiesti molto leggero. Deus stronau poita, in sa menti mia, cesti su tattaresu, cesti su campidanesu, cesti su logudoresu, esti tutto mischiau, Deus meta stronau. Tengo una questione po' bosatrusu. Tu scisi bosa limba? No. In moi pongo gistu correttore de nabla e mi indupongo nell'occi. Devo tengo scetti bregungia. Devo tengo scetti bregungia in sfumo in Salimba Sarda. Totusu esti o una paraura diversa o teniti zai a su principio. Non so che sono rendi cosa, ma non esti cosa de bosatrusu. In moi devo piego su benzellu il suo arrossidori e dupongu in su cantraju, ok? E l'arrossidori de Shiglem. Chiese un brancinesu. Esti meda pigmentato. Che non uscite poi a essere gestionato uno tutorial de YouTube de beauty de sa bellesa. Devono uscire sa lingua sarda. Poi sa gente chi appu frequentau, la questione andà. Devo intendo, ma non usciu. No. E no, ora basta. Disonore! Disonore su tutta la tua famiglia! Prendi nota tu! Disonore su di te! Disonore sulla tua mucca! Dico la più bara de fenti bellezza, il faccio baking.
devo sei usciti triste, poi lo so che stiano in sardo, sti una bregungia, deu, bolo che stiano su sardo, ma devo imparai su sardo, un altro anno, questo è sicuro, sul prossimo anno, se sei vivo, bollo fai de nuovo questo video, ma devo bollo questionai in sardo scetti bene. C'è... tengo gana mala di questionare... ok, non è sti sardo. È l'uso andaveni, piego sa palletta di Anastasia Beverly Collinas e chissà ando a piegare i suoi colori pongo nell'occhi. Questa paletta tenisi nomus come Bahamas, Monte Carlo, Cannes, Seychelles, Palermo ed io pensai poi ta poetu isarutas nuesti cosa buona sa po dunai in una paletta riviera do pigu poetto isarutas stintino e mi du pongo nell'occhio. Anda bene? Anda bene. Pigu palm su marroni e faccio un eyeliner, una linea d'esoccio. Devo bollo fai qualcosa di semplice. Poi pensai a fare una cosa difficile e gestionai in sardo. Non è sti cosa buona. Poi non so buono a gestionare in sardo. Come in Cleopatra. In moi, uno colori neon, piego Bahamas e mi indupongo in principio d'occhi. In moi, con un altro pennezzo, sfumo su colori. Seu soddisfau, piego palm, lo marroni e ando a fare di nuovo eyeliner. Oia sta gamba, oia. E poi tu faccio in zatro occhio e ci bieuso dopo. Io non posso tornare in icnusa con questo video. Poi sta accaban mali. Poi pongo un altro paghetto di mascara che non sei scetti felice, scetti sereno. Questo mascara è di Shiglam, sempre che su brand cinese. Gente narranta che è la perfetta copia di questo di Uda Beauty, Uda Bellezza. Ancora ho fatto su mascara. Piego questo lip gloss, devono uscire, come ti si narranta, devono uscire, non c'è una paraura, lip gloss. Io continuo a dirvelo, il mio è un miscuglio tra vari tipi di dialetti sardi, li sto tutti unendo, non so, secondo me non mi capiscono neanche in Sardegna, molto probabile che non mi capiscano in Sardegna in realtà. In tutto questo sto cercando nel dizionario se esiste una parola per lucida labbra. Me li ci vedo gli antichi sardi a mettersi lucida labbra con l'ardo di maiale. Attore, ecco, lo potremmo chiamare lucida allustriadori. Pongo su allustriadori nelle labbra. E poi pongo su illuminatori su Grantaggio, sti di Catrice, anda bene. E poi chiudiamo. Finalmente posso di nuovo parlarvi in italiano ed è stata un'experience. Ho fatto un make-up molto semplice perché volevo concentrarmi sul parlare. Non so che cosa abbia detto per i 3/4 del tempo in realtà, ve lo dico molto sinceramente, però il make-up alla fine mi piace molto. Devo dire la verità, è stato molto semplice, però questo tocco neon molto estivo, carino, mi piace molto e mi allunga bene l'occhio. Io spero che questo video vi abbia fatto ridere, vi abbia fatto piacere. Vi ricordo che non è un video inteso per insegnare o prendere in giro, è chiaramente un video per ridere e scherzare. Anzi, ripeto, come ho detto nel video, vorrei davvero imparare meglio
il sardo per fare il prossimo anno una sfida ancora fatta meglio. Detto questo, Angeli, come al solito, io vi ringrazio per essere giunti fino a qua. Se vi fa piacere lasciate un mi piace, iscrivetevi, un commento, siete liberi come al solito. Se volete raggiungermi sulle altre piattaforme le trovate qua, penso, o qua, non lo so. Come al solito, Angeli, be safe, be cool and be you. Ciao Angeli, un bacio.